Allora, avevo portato via la parola a Chiara Bonato, la restituisco immediatamente perché termini un po' il discorso dell'importanza della formazione, l'iniziativa che fate con le alternanze, chiamiamo così scuola-lavoro, nelle scuole, con le scuole. No, concludo solo molto velocemente dicendo, come diceva Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come ogni fenomeno umano ha un inizio e una fine. Però perché abbia una fine bisogna conoscerlo, ma bisogna anche riconoscerne l'esistenza. Uno dei grandi ritardi nella lotta alla mafia è stato che fino agli anni '80 si diceva che la mafia non esisteva, anche le cariche più alte dello Stato dicevano che la mafia non esisteva. E non è di molto tempo fa un ex ministro dell'interno, Maroni, quando si parlò di mafia nel nord disse assolutamente non esiste, non c'è, ma state scherzando. E questo favorisce, inconsapevolmente, non metto in dubbio, ma favorisce il radicamento mafioso nel territorio, la non conoscenza, la non consapevolezza. Ed è per questo che ci rivolgiamo alle scuole, perché i ragazzi con cui parliamo, i ragazzi che studiano questa materia, che la approfondiscono e che ci si appassionano, anche alcuni ci si appassionano, saranno i colletti bianchi, i lavoratori di domani, i commercialisti, piuttosto che chi lavora nelle fabbriche, chi rischia di avere contatto con la mafia e se la conosce può evitarla. Questo era uno slogan di qualche tempo fa, ma su un'altra cosa, ma se la conosci riesci a capire dove ti stai infilando, se lo vuoi davvero, e sapere le conseguenze di quello che fai. Quindi è fondamentale parlare con i ragazzi, parlare di educazione civica con i ragazzi. Assolutamente. Un po' per completare il discorso, Rosanna Bettella, ci sono altre due slide interessanti, due o tre anzi. Si parla nel Veneto i beni immobili confiscati e anche cosa sono stati destinati. Se la vediamo un po' insieme, così possiamo sì. Se non c'è scritto dove sono collocati, però insomma fanno capire il tipo di immobile. Abbiamo appartamenti in condominio, sono ben 115 per esempio, i garage, le autorimesse, i posti auto 79, insomma sono numeri belli tosti, importanti. Sì, allora i beni confiscati intanto è una intuizione davvero molto importante, che con la legge Pio La Torre, in cui si riconosce la criminalità mafiosa, diciamo, no, il reato di mafia, ma anche si procede con la confisca dei beni. E come dicevo prima, se la mafia ha come obiettivo quello di accumulare ricchezze, se gli tocchi la ricchezza, no? E quindi i beni immobili, le aziende e tutto ciò che ha accumulato, la ferisci, insomma la ferisci a fondo. E i numeri che abbiamo anche qua nel nostro territorio vediamo che sono circa... in totale sono 286 286 beni confiscati. Poi vediamo la slide successiva che ma parla delle tipologie. Ma quelli sono quelli destinati, mi sembra, 286, no? Beni immobili confiscati in gestione e destinati. Allora, perché ci sono le due distinzioni. Abbiamo un'agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati che ha appunto in gestione e poi destina i beni che vengono quasi sempre, per la maggior parte, destinati ai comuni, agli enti pubblici, i quali a loro volta o li utilizzano a scopi intanto l'utilizzo deve essere a scopi sociali, diciamo, no? Allora, o li utilizza direttamente o li dà ad associazioni che si occupano e che operano nell'ambiente sociale, insomma. Per esempio i beni confiscati alle mafie del traffico di stupefacenti, sì, quasi sempre la tipologia, vengono destinati ad associazioni che si occupano del recupero dei tossicodipendenti, ma per esempio beni confiscati possono essere anche utilizzati per l'emergenza abitativa, no? Quando certo. Delle persone hanno bisogno di un alloggio, subiscono qui stiamo uno vedendo sfratto. Anche le aziende, tra l'altro parliamo di mobili, ma anche di aziende. E ci sono anche aziende. Allora, le aziende sono un numero molto piccolo, come vediamo, e di solito si privilegia, ma questo lo vediamo soprattutto al sud, perché là invece il numero delle aziende è un numero molto elevato. Secondo noi è un bene quando viene dato agli stessi lavoratori
che vi lavoravano, che in forma cooperativa si mettono insieme per continuare un'attività, in questo caso legale, non più illegale, sì. no? E quindi anche per i lavoratori è una forma un po' di riscatto e anche di uscire da quell'ambiente, no, di illegalità. Consente loro di continuare a lavorare. Certo. Per vedere anche il numero, ecco, leggiamo un altro messaggio. Ai politici che sostengono che la mafia non esiste, prima mi domando il perché di questa loro affermazione, poi faccio partire una bella indagine, non si sa mai che lo dica per alcuni interessi. Certo. Allora vediamo anche le province, il numero di province coinvolte con il numero di beni, che fa un po' i beni immobili destinati però già nelle varie province, sono sempre portali confiscati bene 2.0, la fonte, eccoli qua, abbiamo 126 in tutto, Vicenza per esempio 10, ma ben 40 Venezia, Verona 54. Infatti anche dal numero dei beni poi si può capire quali sono le province, no, in cui l'attività mafiosa è più radicata. Vediamo insomma, anche la slide successiva, parla delle interdittive in Veneto ai tempi del Covid, quindi una cosa proprio attualissima, che è l'ultima slide che possiamo commentare insieme. Eccola qui, dati ANAC, aumentate del 67% il numero delle interdittive nel 2020. Certo, perché con la storia con la scusa insomma dell'emergenza sanitaria sono anche aumentate certe attività, no, connesse alla sanità e dove girano soldi, appunto, lo ripeto, dove girano soldi la mafia è in agguato e quindi bisogna stare davvero molto attenti. Le interdittive le emette la prefettura facendo delle indagini rispetto a chi è quell'azienda o quella nuova che si mette sul mercato, che offre sono tutti comportamenti sospetti, eccetera. Allora facendo un'indagine vedono che hanno avuto dei precedenti. Posso solo dire una cosa su Vicenza? Siamo in chiusura, Chiara Bonato, battuta. Ok. Perfetto. No, non possiamo, perché allora, Chiara, grazie mille, ne parliamo a questo punto ancora, perché veramente siamo in chiusura. Io devo ringraziare Chiara Bonato di Vicenza, che è intervenuta, grazie, e che magari inviteremo anche qua in studio per poter parlare ancora di questi temi, magari non aspettando soltanto la settimana dedicata a parlare di questo, perché lo SPCGIL è sempre attivo anche da questo punto di vista. Ringrazio ancora Rosanna Bettella, che è venuta qui con noi per parlarne con i dati caldi, freschi che si voglia, appena usciti. Voi telespettatori, di aver partecipato con i vostri messaggi. Come sempre la puntata la potete rivedere sul sito internet di TV7. Grazie. E invitiamo a vedere la nostra iniziativa. E seguite le iniziative via web informandovi nel sito della Regione Veneto dello SPCGIL. Esatto. Grazie molte, buon proseguimento.